Stare dietro lontano da questo microfono, perché ci ha parlato Massimo Bosco. Vai, allora, cosa mangiamo? Praticamente sono stati un po' questi mesi. Cosa c'è nel piatto? Cosa c'è nel piatto? Devo dire. E c'è carne? C'è carne? Comunque siamo con la squadra che abbiamo deciso di portare una sapori esotici dal Giappone a quei livelli. Ma non mi stare davanti con la gente. Scusa, no, dimmelo se scusa. Oh, come va? Benissimo. Ragazzi, è preoccupatissimo perché non ti preoccupare. facendo di testa nessuno. No, no. Mescola benissimo. Dietro questa Ma è che lui sta facendo le riprese, capito? Devo scavalcare, insomma. Che esca tipo in giapponese è una fuoco d'artificio. C'è anche un film molto bello per Infatti io l'ho vista che comunque anche in questa Italia cultura, perché comunque dalla fine dell'estate inizia dell'autunno e si celebrano questo spettacolo con la cultura del film. Allora io ho visto questo attivista anche in Italia, volevo dare un nome a un piatto, un nome che unisce queste due culture diverse. Un applauso! Facciamo un grande applauso a Dante, il primo piatto della giornata e non potevamo iniziare meglio così. Senti, ma però vediamo cosa c'è. Esatto. Essendo giapponese. Aspetta, qua l'ho già fatto. Che abbiamo fatto pasta italiana, tagliolini, fatto la frittata, e tutti verdura tagliato giù come spaghetti, facendo oro, uova, funghi che conoscete un po', non so, che chiamano orecchi di Giuda. Funghi che si chiamano orecchie di Giuda. Che è una spalla cotta, tutto tagliato giù come spaghetti, e sopra c'è pomodoro condito con la salsa fondo di con una grande che misurato con la salsa speciale e che quando per favore mescolate insieme e guardate. Mescolate tutto insieme e poi mangiate. Non mangiate i singoli ingredienti, mescolate. Bene, allora, siamo a posto, no, ma lui è molto distratto da Massimo Bottura. Guarda Massimo è distratto da te, perché non sa cosa stai facendo. Aia, come va? No, non si sta lamentando. Si sta lamentando, guarda. Ne metto troppa. Non mi dire di no, Lui è un giapponese. lui è Di cosa ha detto Giro di me? Giacomo Benedetto. No, di cosa ha detto Giro? Giro, il re del sushi. Il re del sushi, cosa ha detto di Massimo Bottura? Quando siamo andati a mangiare il sushi, il maestro dei sushi, lui ha detto che come mangi lui il sushi, Massimo San, in giapponese, come si chiama? Massimo San è la vita prima del giapponese. Hai capito? Allora, Massimo Bottura è una reincarnazione. Ovviamente dobbiamo anche farci fare le foto, eccetera, per cui mettetevi in posizione. Grazie mille. Prego. Sì. A proposito del venuto premio, io per esempio ho mangiato delle cose pazzesche a volte, parlando delle mie amiche giapponesi, spaghetti italiani, del ghiaccio, per un italiano sono una cosa da